nel senso che io voglio che sia assolutamente ospitato e ad accoglierlo a braccia aperte a Venezia. È inaccettabile che si facciano le proteste contro un signore che è uno degli uomini forse il più ricco al mondo, che sceglie Venezia per sposarsi, e quindi andare lì a protestare contro chi ci porta ricchezza è una vergogna, è un'assoluta vergogna. E vi ricordo che questa è la regione più turistica d'Italia, facciamo 73 milioni di presenze e abbiamo come industria la più grande industria di evento e turismo, che cuba circa 18 miliardi di fatturato. Sentire parlare di no ai grandi VIP, alle grandi celebrities internazionali che scelgono Venezia e il Veneto, noi siamo sede di location cinematografiche uniche al mondo, sentire addirittura che qualcuno sta programmando come quei lazzaroni di Barcellona le pistole ad acqua contro i turisti, a me non sembra che questo sia fare un danno ai turisti, se fare un danno al Veneto, e comunque il Veneto aspetta a braccia aperte. Considerate che su 73 milioni di presenze il 66% sono stranieri, quindi sono nostri promoter nel mondo.